Bella raga, sono tutti il comandone veneziano, siamo a livello professionista e sparo la pola a Monte Carlo, 3 decimi, quindi sicuramente non un super dominio, però fino ai 3 decimi a prova mai visto. Qua posso mettere asso forse, ragazzi, non lo so. Si vede che boh, una McLaren devastante, vediamo, comunque è chiaro. Il problema è Alain, il piccolo Alain, solo 11esimo. Crollo. Crollo del piccolo Alain, non è prevista pioggia per la gara odierna. E andiamo. Vai raga. Siamo in pole. Ma devono stare anche attenti a ovviamente incidenti, robe varie. Però io metto anche il livello massimo se c'è bisogno, Mansell secondo. Prost malissimo, 11esimo. Senna che vuole battere ogni record. Qua c'è un bug, ragazzi, non prendete paura, ma c'è un bug fuori dal tunnel, non chiedetemi il perché, allora ci può stare. Sicuramente non sto iperdominando, però questa McLaren è una roba afrodisiaca. Berger è vicino però, Certo non devo sbagliare. Tutti gli altri sono veramente lentissimi, un secondo già di vantaggio. Prost è decimo, incredibile. L'altro anno ha vinto a Monte Carlo Senna, ma non diciamo la beffa. Subito la prima curva la santa revota con Prost. Ecco, Mansell è un secondo comunque, Quindi non stiamo dominando, gli altri sono indietrissimo. E che non sbaglio le qualifiche, ragazzi, questo è molto importante. Veramente ci sono i danni, i guasti meccanici che possono rompere i maroni, ricordiamolo sempre. Cioè, finora, ripeto, possiamo sbagliare noi, pazienza, ma la macchina è iper devastante. Senna punta alla terza pole ed è arrivata, ma anche alla terza vittoria consecutiva. Peccato questo bug fuori dal tunnel. Boh. Senna non vuole vincere, vuole stravincere, devo stare attenti però. Due, tre, quasi 3 secondi da Mansell.
Prost no, non vuole rimontare Alain. Benvenuti nella pittoresca Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco. Attenzione che sto perdendo, Lo vedo negli specchietti. Calma. Mi sono rilassato troppo. Certo che dopo Berger il vuoto, Mansell sta arrivando, sta volando adesso Nigel. Secondo me è fastest di Nigel. Devo stare attento, Non è fastest di Nigel. Questa è proprio una gara di nervi. Qui al tunnel, scusate se parlo poco ragazzi, ma lo sapete, basta una sbavatura e salutiamo la gara. Mansell è 1,7, attenzione. Molto bene. 1,8 però siamo... si vede il livello pro. Nonostante il fastest sono solo a 1,8. Ok. Sì, certo che dopo Berger è veramente il nulla cosmico, Gara strana qui a Monte Carlo. Non devo sbagliare però. Altro buon giro, ma ne mancano tanti. Non riesce ad andare a punti, però st'ottavo, però sta avvicinando. In difficoltà o professore. Ayrton vuole pitturare. (2,7) vantaggio, pochissimo però.
Vola, Ayrton, vola. C'è tensione, Beppe. 3-1 di vantaggio. Manca ancora tanto. Nessun ritiro incredibilmente. Berger ultimo comunque. Mamma mia. Ha avuto problemi Berger. Dai, fioi, dai. Mamma mia. Mancano ancora tanti giri però fastest. Pittura, Ayrton, pittura. Scusate veramente il poco commento, raga, ma Monte Carlo è abbastanza duro. Oddio. Sto distanziando molto Mansell. 5 secondi. Mamma mia. Che rischio. Tre giri alla fine. Devo stare molto attento. Guarda come mi rallenta, che schifo. Non mi lascia mica passare? Non ci... Guarda che roba! Mansell fuori, sospensione incredibile. Vara. Incredibile, Mansell saluta. Mamma mia, beffa atroce per la Ferrari. Possiamo andare anche ancora più lenti adesso. Proprio il secondo si ritira. Qua ragazzi, prova a alzare, ascolta, prova a mettere asso la prossima gara. Non ho parole, sono troppo forte. Troppo forte sta McLaren. Tanto Prost è settimo teoricamente. Vedi che prende il punto Prost. Il signor Prost. Ciolaps. Infatti Prost al punto. Se vince il mondiale per un punto in chiappetto Berger. Incredibile, un professore.
Voglio la terza di fila però. Seconda è Warwick. Dominio assoluto. Devo solo gestire, ragazzi. McLaren veramente di un altro pianeta e Senna regale. Regale Senna. E inizia l'ultimo giro QMBM. E boom. Terzo Modena, signori. Gara stranissima. Un solo ritiro ma pesante. Nigel Mansell secondo. A 3 secondi, 4 da me. Dai raga, dai raga, dai raga. Sto perdendo però, eh. Si vede che sto amministrando parecchio. E Ayrton vince il Gran Premio di Monaco 3 su 3, 3 pole, 3 vittorie, un fenomeno. E McLaren mostruosa. Raga, è stato a livello massimo. Stavolta un po' sofferto. Non ho fatto dei gran giri. Comunque Paul di Massa, niente Prost, hanno negativo per minuto Capelli terzo, noi solo sesti, però adesso vediamo in gara. Siamo a livello basso, comunque sono gasato. È una mod comunque tarata diversa. Boh. Comunque per il momento dominio Senna, 3 vittorie, 3 poles. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Ok. Vai raga, vediamo che passo abbiamo in gara. Qualifica. Si è fermata la striscia di Paul, però l'ha presa Mansell, no Alain. Vai, 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 vai. Mamma mia, che scatto alla risposta. Ed è subito first position. No, sorry. Prost è rabbioso. Prost è molto rabbioso dopo le prime 3 gare. Attenzione. Però qua in Messico non ho lo stesso feeling, attenzione. Se vedo che non va bene rimetto il livello a professionista, sembra volare qua il piccolo Alain però. Ok, il Messico è una gara che anche amo, attenzione, però c'è subito Mansell che ci prova. No, non ci credo, vola! Ma cosa ha fatto Mansell? Non ci credo. Dopo 3 vittorie consecutive arriva un bruttissimo ritiro.
Ragazzi, dopo la gloria, ritiro per colpa di Mansell in Messico e mi spacco il motore in qualifica, partiamo ultimi. Prost, pole position, non aggiungo altro. Questo è GP4, ragazzi. Dalle stelle alle stalle, o dalle stalle alle stelle. It's incredible. Vai ragazzi, dopo le grandi prestazioni siamo tornati sulla terra purtroppo. Se perdiamo, se Prost vince noi non andiamo a punti. Probabilmente Prost, anzi forse sicuramente ci supera, attenzione, brutta partenza, ci supera anche nel mondiale, incredibile, dopo 3 vittorie di fila. No. Guarda come mi ha chiuso sto coglionazzo, ma... Che cazzo mi chiudi? E vabbè. Guarda che roba! Non ci credo. Non ci credo, ma che roba è? E ho perso chilometri su Alain. Ho perso chilometri. Ho la macchina per poter recuperare, ma si fanno ste stronzate. Ma porco zio! Sono più veloce, fammi passare. C'è nervosismo, c'è nervosismo. Siamo già 11esimi, il problema è che Alain è già in fuga. Alain è già finito il 29esimo giro probabilmente. Fuga del piccolo Alain. Fuga del piccolo Alain. Io devo andare a punti per forza, non posso perdere la leadership del mondiale dopo 3 vittorie solo perché un deficiente di Berger mi colpisce in Messico e poi mi spacco il motore nelle qualifiche di Phoenix. Veramente una sfiga senza precedenti. Adesso vedo fastest di Alain. Fastest di Alain. Ma io ho la macchina per poter tranquillamente arrivare anche secondo, secondo me. E se magari Prost fa un errore. Guarda come entrano in 3, Vardi. Ma guarda di come entrano in 3. Deficientoni proprio. Un rischio che non serviva. Devo farla rimontare a campione qua, Da campione del mondo. E Ayrton lo è, in carica. Dai però... Qua me lo devo ciucciare, qua me lo ciuccio. Siamo ancora fuori da zona point, ma stiamo arrivando. Allora Prost è già in una fuga devastante. Quando vedi Prost così capisci che so cazzi. Io non devo sbagliare niente, posso arrivare in zona punti abbastanza tranquillamente secondo me. Giri ne ho, tempo c'è. Non è che partire ultimo a Phoenix, cioè. È proprio la sfiga delle sfighe. In testa alla corsa, Alain. Nakajima fuori, Naka fuori, non è Alain. Ho bisogno di Alain fuori. Ma Alain è in fuga proprio da solo. Mi si voleva il Messico, in Messico mi bastava fare un secondo posto che era tranquillissimo, invece no, scherzi. Adesso ho settato teoricamente la mod che è più equilibrata. Ho il passo per fare molte cose buone, ma c'è anche sfiga però. Abbiamo tutto per vincere anche questo fottutissimo mondiale. Devo andarmi a prendere questi qua che faccio un po' fatica. No pass, Kume, no pass. Anche se ripeto, secondo posto alla mia portata, ragazzi. Una cosa abbastanza oggettiva. Non devo sbagliare niente però. Mi sta McLaren. No! Sorry guys, sorry. Piccolo errore che però chiaramente... Ecco, colpisco Prost, mi devo ritirare anch'io immediatamente e 3 giornate di squalifica, cioè nel senso 3 ultimi posti in griglia. Al momento, con tutto il bene, mi dispiace, ma
Non l'ha fatto apposta, ovviamente. Sorry, Albo. Siamo a una posizione dalla zona point. Se non faccio punti, Prost mi supera, Di 2 punti, credo. Siamo 20-27, forse 21-27, adesso non ricordo. In testa alla corsa. Michael Schumacher. Poi va Cappelli. Lo tutti davanti comunque, il problema è Prost. Alain è devastante. Fuori Guglielmini. Guglielmin, scusate. Fuori Patrese, fuori Patrese. Il problema è che Alain ha messo la marcia in più, il piccolo Alain. Dopo la disfatta delle prime gare. Qua lentissimi sono, questi li possiamo superare. Senza neanche troppo romperci i maroni. Solo che qua superare a Phoenix non è proprio semplicissimo. Non è come Monte Carlo, però. Fuori anche Chaver. Non so se questa è la pronuncia esatta, mi chiedo venia. Imbottigliato da sti stronzi. Ayrton è nervoso e si percepisce. Mamma mia. Bravo Kuma, bravo Ayrton, bravi tutti. Herbert ai box, Herbert ai box. Ma guarda come mi chiudono. P6, P6. Superare qua è complicatissimo. Ancora che mi frena davanti, ancora. Meno male che questi mini contatti sono accettati. Ok, quello ha fatto bene, quello ha fatto bene. Vai. Siamo in zona point. Cioè, eravamo che prima siamo quinti, meglio, meglio. Vai Prost, è tranquillo verso la vittoria. Quindi comunque la mod è giusta, nel senso ci sta, le McLaren dominano. Questi anni sono così, Beppe. Questi anni sono così. Vai, come bravo Ayrton, bravo Ayrton. Anche questo me lo pappo. Devo stare attento però. Ho preferito lasciar passare. Dai, guarda come mi chiude. Attenzione, perdita d'acqua di Alain! Perdita d'acqua di Alain! Alain è fuori! Calma. Adesso basta fare la mia gara. Non ci credo, Alain ritirato. Che culo. Ho visto bene Alain. Probabilmente Alain. Infatti Alain è fuori, incredibile, Alain è fuori. Perdita d'acqua di Alain. Non ci credo, eccolo là, forse è là? No, era là, quello era coso, non so chi. Incredibile, questo è GP4, signori, questo è GP4, la cosa più bella che esista a livello di Formula 1. Rimonta epica, questa era una vittoria impossibile, invece possiamo vincere, signori. Siamo in P2.
Un Brundle davanti, incredibile che Prost era tipo a 30 secondi, cioè... questo è un ritiro pesantissimo, è un ritiro pesantissimo per Alain, infatti è uscito dalla macchina incazzatissimo il piccolo Alain. Ma questo, addirittura perdere la leadership del mondiale a poter guadagnare, ma vediamo. Mamma mia che gara. Yellow flag, yellow flag. Stiamo attenti però. Mamma mia. Non lo prendo mica Brundle, nel senso stiamo settando bene il livello, sono contento. Non solo capire il livello, ogni modo al suo livello secondo me. Però stiamo arrivando, la macchina è troppo superiore ragazzi. Devo guidare con calma, non ho pressione, dato mi basta arrivare a punti e già guadagno su Alain. McLaren però poco affidabili, io in qualifica, che vabbè, ma addirittura Alain in gara. Mamma mia. Ce lo stiamo prendendo. Mamma mia. E adesso è anche fastest perché la macchina leggera è fastest di Ayrton. Abbiamo veramente una macchina che è un'astronave, ancora meglio dell'88 che invece era una macchina comunque scorbutica, almeno per lo stile di guida come indiano. Adesso è proprio la vittoria perché non posso fare errori perché sennò devo cedere la posizione e non posso permettermi squalifiche perché se parto ultimo ragazzi. Adesso è andata bene e comunque Alain è fuori, ma non è sempre Natale. No! Mamma mia. Mamma mia, sto sbagliando Brundle. E qua me lo ciuccio però. Qua me lo ciuccio. Qua me lo ciuccio. Qua me lo ciuccio. Siamo in testa alla classi e mettiamoci anche fica. Vai. Adesso devo solo gestire. Prost era imprendibile oggi. Ha fermato solo un problema meccanico, perdita d'acqua. Devo solo gestire la macchina per stravincere. Le McLaren sono di un altro pianeta. Qui a Phoenix. Però è chiaro che i problemi meccanici sono un fattore. Mi ricordo a Spa l'altro anno che stavamo giocando il mondiale. Quest'anno Ayrton però sembra devastante, da ultimo. Deve essere la rimonta della vita. 3 laps remaining. Cioè non ho bisogno di sforzare.
2,8 abbiamo da Brandon, che comunque da una macchina così inferiore non è tanto, ripeto, con Prost sarà lotta vera, cioè le altre macchine sono inferiori, si vede. Ma il passo del Cube è devastante, anzi, di Ayrton. Dai, concentrazione perché basta un errore comunque in le gare cittadine ed è la fine. Incredibilmente Prost ha conquistato più qualifiche di me, di Ayrton, cioè questo è pazzesco. Ciolaps. Il Cube sta pitturando. Concentrazione massimale, ho paura di qualsiasi problema però. Andiamo pianino, non sforziamo il motore, niente. Che gara, quanti incidenti. Uno non è scattato anch'io col Moreto, chiedo venia. Mamma mia, Caffi, fuori Caffi, peccato, era a punti Caffi. Io ho rischiato di ritirarmi invece. Ritiro per Caffi e mi dispiace. Era a punti il buon Caffi. Inizia l'ultimo giro. Nannini fuori. Mamma mia ragazzi, quanti ritiri qui a Phoenix. Siamo tornati alla Formula 1 anni 80-90, cioè 10 ritiri al secondo. Che bella. Tanto Ayrton vuole la quarta vittoria. In 5 gare peraltro. Inaspettata qua, proprio non credevo minimamente di poter vincere. Questa McLaren è sontuosa però, Il ritiro di Prost è devastante per lui. Toccavo il passo da secondo posto anche in qualifica, non da vittoria però perché Prost era anni luce. E signori, Ayrton vince il Gran Premio di Phoenix. Yes. Boom. Altra grande vittoria. Ecco la classifica ragazzi, con 16 punti di vantaggio di Senna da Prost, 13 Mansellberger, 10 poi via tutti gli altri. La costruttori è già vinta praticamente, costruttori praticamente quasi già vinta, ma è così, anche la realtà la McLaren in quegli anni la dominava. 4 vittorie di Senna, una di Prost, McLaren che sta dominando su tutta la linea. Certo che sto ritiro di Prost è chiaro che tanta roba. Noi potevamo finire secondi, quindi alla fine potevamo recuperare 3 punti e potevamo essere tipo almeno cioè con una differenza di 4 punti, invece sono 16, tanta roba circa, se non hanno fatto bene i conti, non mi ricordo più un cazzo. E niente raga, mondiale che secondo me dobbiamo stare attenti perché sembra un dominio circa, ma non sarà così, che perché avete visto ragazzi, basta un attimo, problema al motore, io ho avuto il culo di recuperare in gara, ma
il ritiro è dietro l'angolo. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!